Vicepresidente, oggi ha visitato la Lion Steel di Maniago, innovazione e qualità. Innovazione e qualità in un distretto del coltello che sta diventando nuovamente un centro internazionale, globale rispetto ai prodotti che vengono fatti. Naturalmente in questi anni le cose sono cambiate moltissimo, l'innovazione del prodotto, la capacità di cogliere dalla ricerca una capacità di interpretare i gusti dei clienti mondiali gli hanno permesso di ritornare centrali. È proprio per questo che abbiamo visitato la Lionstick, che negli ultimi 2 anni ha vinto il primo premio per il prodotto più innovativo, per il coltello più innovativo alla più grande fiera di settore, che è quella di Atlanta negli Stati Uniti, e noi siamo molto orgogliosi che questa azienda artigiana, ma che diventa in questo momento anche trainante rispetto a tutto il settore, continui in questo modo, ma dobbiamo chiederlo a loro due, che sono gli artefici di tutto questo. I fratelli Paoletta gestiscono questa azienda. Quanto conta investire in tecnologia per portare utili, per fare fatturato, per crescere? Negli ultimi tempi tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia di macchine e lo sviluppo di materiali. Un problema che è stato sottoposto è il discorso della contraffazione del materiale. Che cosa può fare la Regione per salvaguardare i prodotti registrati? È proprio quello con cui parlavamo prima con Gianni, adesso ve lo spiegherà un po' lui qual è il vero tema. Noi cercheremo di interessare sia il Ministero che i nostri uffici regionali per affiancarli loro e molte altre aziende che hanno quelle stesse problematiche rispetto a un made in Friuli in questo caso, rispetto anche a un made in Italy, perché c'è un reale problema di commercializzazione nei più grandi siti online del mondo. Ma Gianni vi può dire qualcosa di più. Gianni, quindi il vostro prodotto è molto copiato. Sì, diciamo che Lion Steel ha investito molto nel brand, in questi ultimi anni facendo innovazione di processo e quindi di prodotto siamo riusciti a creare una notevole visibilità del nostro marchio. Naturalmente questi premi internazionali ci hanno posto sotto una grandissima lente di ingrandimento. Questo fa sì che il marchio sia appetibile e sia stato fonte di stimolo per i cinesi a copiarci. La copia del marchio è qualcosa che per noi è un grandissimo problema. Noi abbiamo dedicato energie dando esempio e garanzia a vita sul nostro prodotto, energie che vengono completamente vanificate da queste copie che arrivano dalla Cina. Ci accorgiamo che la nostra realtà aziendale è troppo piccola per affrontare questo problema da soli. Noi abbiamo naturalmente il nostro marchio depositato e brevettato nei vari stati, compresa la Cina. Il problema è come bloccarli. Bloccarli in Cina è praticamente impossibile, si chiude un'azienda, se ne apre un'altra. Quello che stiamo facendo è cercare di tutelare il nostro marchio, il nostro brand, bloccando quelle che sono le importazioni. Riusciamo a bloccarle nel momento in cui le importazioni vanno al distributore, al dealers. È impossibile però bloccare i siti delle vendite online dirette ed è qui che abbiamo necessità dell'aiuto pubblico, dell'aiuto di creare una piattaforma non solo a livello nazionale ma anche europeo che oscuri queste pagine, questi siti di truffatori, perché alla fine sono truffatori, utilizzano il nostro marchio, utilizzano, cosa ancora più grave, il territorio, perché certificano che il prodotto è fatto a Maniago, in Friuli, col marchio Lion Steel, e cosa non è vera. E quindi questo va a vanificare gli sforzi, gli investimenti, le energie spese in tutti questi anni. Quindi è qui che chiedo il vostro aiuto, che chiedo l'aiuto della Regione, e non solo, per far sì di creare un gruppo, una squadra di lavoro per bloccare questo grandissimo problema, che per noi è un grande problema.